So bene che in questo periodo a tanti il cognome Benetton non piace. Sono stati fatti degli errori e alcuni molto gravi. E non sto parlando solo del Ponte Morandi. Quella è una tragica conseguenza che peserà per sempre. Gli errori sono stati fatti prima quando si è scelto di dare troppe deleghe alle persone sbagliate. L'immediatezza e soprattutto la franchezza. Il mondo economico accoglie positivamente le modalità e i contenuti del video con il quale, attraverso i suoi canali social, Alessandro Benetton ha annunciato di essere tornato alla guida di Edizione, la holding di famiglia di cui è stato nominato presidente. Il messaggio che Alessandro Benetton con il video ha voluto lasciare, secondo me è diciamo un messaggio chiaro che si apre una nuova stagione, dove lui stesso dice: "Ci metto la faccia", ed ha iniziato realmente mettendoci la faccia e quindi dimostrando insomma che lui c'è e prende con grande vigore questa nuova sfida che attende lui e tutta la famiglia. La rottura con il passato dà nuovo slancio all'azione della holding e del gruppo di famiglia, di cui Alessandro è uno dei membri più radicati nel territorio veneto, che nel periodo della sua assenza dalla Benetton ha continuato a tessere e consolidare rapporti con l'esterno. È un modo nuovo, è un modo anche molto diretto, questo che, Alessandro Benetton ha voluto dare con il video diciamo di presa in carico del nuovo mandato, ed è un messaggio anche molto immediato, molto forte e che lancia un chiaro segnale di cambiamento e di svolta da parte, della nuova compagine di Edizione. Oggi ho visto un'occasione di discontinuità per reinterpretare l'approccio industriale che ci ha caratterizzato come famiglia nel tempo. Perché quando mi è stata presentata l'occasione di poter avere un peso reale nelle decisioni del gruppo, ho scelto di coglierla. La stessa modalità scelta, secondo il presidente di Assindustria Veneto Centro, il video diffuso via social è rappresentativa del voler voltare pagina. Io lo trovo molto molto originale e molto innovativo.